sapete cos'è questo oggetto e a cosa serviva? No, No. non ho idea di cosa si tratta. Neanche No, lei? no, non l'ho mai visto francamente. No. Allora, questo è un pezzo, una parte di occhiale utilizzato dai soldati italiani ed era un occhiale parascheggia e antiriflesso. Vedete, assomiglia molto a un occhiale che usavano una volta gli eschimesi e queste fessure, appunto, permettono di vedere bene. Se vuole provarlo lei signora, così, Certo, dalla- come sull'occhio occhiale sinistro È rudimentale. Sì, Lo sì, provi è a proprio guardare, originale. vede che Fantastico. si vede bene, vero? Sì, si vede molto bene. Non avrebbe pensato di trovare una cosa. E questo veniva quando si usato, pensa, serviva sì. specialmente antiriverbero perché sapete qui d'inverno c'era tantissima neve e con il sole si può anche diventare ciechi, no? Non l'avrei mai detto. No, esatto. Quando si pensa alle Dolomiti, si pensa alle montagne considerate giustamente tra le più belle del mondo. Ed uno dei simboli più identificativi e famosi delle Dolomiti è questo, anzi sono, le 3 cime di Lavaredo. Guardando questo spettacolo, osservando gli escursionisti che oggi percorrono numerosi tanti sentieri che si snodano in questo ambiente straordinario, parlando quasi tutte le lingue del mondo, il pensiero di quel che accadeva in questi stessi luoghi durante il periodo oscuro della Prima Guerra Mondiale, combattuta aspramente anche in questo territorio d'alta quota, evidenzia un forte contrasto. Si pensa soprattutto ai tanti giovani soldati trascinati fin quassù a scavare trincee, a trasportare pesantissimi armamenti in postazioni vertiginose, a sopportare un clima impossibile, spesso con equipaggiamenti approssimativi, a fronteggiare sanguinosamente un nemico in fondo così simile per condizioni e stato d'animo. A seguito di fatti che accesero la miccia della Prima Guerra Mondiale, e in particolare con l'attentato all'erede al trono austriaco Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, il 28 giugno del 1914 a Sarajevo, il conflitto immediatamente esploso creò un immenso fronte, tale da coinvolgere una ventina di paesi e 70 milioni di soldati, con la conseguenza di 9 milioni di morti tra questi ed un altro milione tra i civili, oltre a 19 milioni di feriti. La scelta dell'Italia di uscire dalla triplice alleanza con Austria, Ungheria e Germania e di affiancarsi alla triplice intesa con Francia, Inghilterra e Russia, presumibilmente anche per convenienza su alcune dispute territoriali, aprì un nuovo fronte a sud tra l'Austria-Ungheria e la stessa Italia, oltre al fronte orientale e a quello balcanico che già impegnavano l'esercito dell'impero austro-ungarico. Così, in questo paradiso dolomitico, lungo l'attuale linea di confine tra il Cadore, il Comenico e l'Alta Pusteria e quindi anche tra il Veneto e l'Alto Adige, si collocò un tratto del fronte sud-occidentale, esteso per ben 600 km, e al tempo stesso un tratto del fronte del settore dolomitico orientale. Tra il Monte Piana, il Paterno, Cima 11 o Croda Rossa, gli opposti eserciti, in quei lunghi e difficili mesi, si fronteggiarono su posizioni ravvicinate, a volte davvero a pochi metri di distanza.
Anche gli abitati di Sesto e Moso, trovandosi a portata di tiro lungo la linea del fronte, subirono diversi bombardamenti distruttivi. I nomi di queste montagne, oggi famose per il loro indiscutibile fascino e per l'attrattiva turistica, si legarono a quelle vicende belliche, rese ancor più ardimentose da un ambiente tanto bello quanto estremo. I soldati austro-ungarici utilizzavano l'Unteralpe come base d'appoggio. Dislocavano una pattuglia al passo della Sentinella e un'altra a Forcella di Cima 11 per vedere cosa facevano dall'altra parte gli italiani. Gli italiani viceversa giornalmente dislocavano una pattuglia che risaliva il Vallon Popera e arrivava al passo della Sentinella. Ai primi di luglio però del 1915 gli austro-ungarici si accorgono che in questa zona gli italiani avevano conquistato più cime di loro. Da quel giorno decidono di mettere una pattuglia fissa al passo della Sentinella e una a Forcella di Cima 11, cosicché la pattuglia italiana che giornalmente saliva al passo della Sentinella venne accolta a fucilate dalla pattuglia austriaca. Gli italiani nell'estate del 1915 tentarono più volte di conquistare il passo della Sentinella, ma inutilmente. Non ci riuscirono mai perché gli austriaci erano in posizione predominante, erano più in alto ed era all'epoca la tattica della guerra, chi dominava dall'alto era avvantaggiato. Nel gennaio del 1916 i comandi italiani affidano l'incarico al capitano Giovanni Sala, il quale però capisce subito che per conquistare il passo della Sentinella senza un fuoco di copertura dall'alto sarebbe stato una cosa impossibile. Allora X scatta il 16 aprile del 1916. Da Forcella della Tenda c'è una mitragliatrice che spara sul passo della Sentinella, un plotone era salito sul Barcrat e in più avevano addestrato una pattuglia, i cosiddetti mascabroni, i quali si sarebbero calati lungo un pendio innevato che sbucava proprio sopra il passo della Sentinella. I mascabroni scesero lungo il canalone, arrivarono proprio davanti il passo della Sentinella e i 12 soldati austriaci non poterono porre nessuna resistenza. 9 furono fatti prigionieri, 3 invece riuscirono a fuggire, si buttarono giù lungo il vallone della Sentinella e scesero all'Unteralpe a dare l'allarme. Il comando austriaco voleva pianificare un nuovo contrattacco per conquistare il passo della Sentinella, ma sicuramente sarebbe stata una cosa impossibile. Non solo la guerra, con il suo corollario di morte e distruzione, ma pure gli avvenimenti successivi causarono fratture culturali, storiche e politiche, con una spartizione territoriale non sempre logica, come è spesso avvenuto nelle aree di confine anche in occasione di altri conflitti bellici. Ma quegli avvenimenti che cambiarono la Pusteria e l'intera Europa, oggi possono essere visti da una prospettiva diversa, europea. Finita la guerra, gli abitanti di Sesto rientrano nel paese, il paese era tutto distrutto e dai bombardamenti dagli italiani, dalle artiglierie italiane e poi saccheggiato nuovamente dall'esercito austro-ungarico in ritirata. Pensavano sempre che come logica orografica il territorio del comune di Sesto, essendo orograficamente parlando bacino danubiano, venisse annesso alla nascente Repubblica Austriaca. Però con il Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919 venne disposto diversamente. L'attuale territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, delle attuali province autonome di Trento e di Bolzano, della città di Trieste e dell'Istria invece venissero annesse al Regno d'Italia. Le trasformazioni politiche, culturali ed economiche hanno gradualmente stemperato le antiche tensioni. Anche per questa rinnovata coscienza, e forse per l'approssimarsi del centenario, negli ultimi anni c'è stato un risveglio di interesse attorno al tema della Grande Guerra. Sono così nati musei, raccolti, catalogati ed esposti reperti d'ogni tipo,
restituiti dai ghiaioni, dai nevai e dai ghiacciai. Si sono avviate attività istituzionali e di volontariato per portare a tutti qualche elemento di conoscenza in più, per capire e ricordare. I percorsi della Prima Guerra Mondiale, che erano qui a Sesto e nei vicini di Auronzo, Dobbiaco, Braies, un po' dappertutto, e nelle Dolomiti di Sesto, al giorno d'oggi si vedono ancora un po'. Si vedono ancora un po' e noi cerchiamo di non farli perdere proprio. Notiamo anche che l'interesse da parte dei giovani oggi è più grande che prima dell'altra generazione dei nostri padri e anche della mia generazione, che volevamo dimenticare quella guerra. Però non è che si cerca di fare la gloria per la guerra, però invece si cerca di solo far vedere ai giovani quello che i nostri nonni avevano sofferto lassù, e dobbiamo metterci tutti insieme a far non perdere queste tracce come stiamo facendo adesso con tutti i nostri comuni nelle nostre vicinanze. Il Monte Piana e le Tre Cime di Lavaredo e tutta la linea di confine di quello che è stato la linea della Grande Guerra è diventato oggi un punto di collaborazione importante tra gli abitanti di Auronzo e del Cadore e di Sesto e della Pusteria. Mantenere questa linea di confine e ricordare quello che fu serve oggi per rinvigorire i nostri rapporti, che sono diventati quelli di una buona amicizia e di una splendida collaborazione. Padola, in una cartolina del 1915, era indicata come paese più settentrionale d'Italia. Il confine era tracciato al passo di Montecroce e naturalmente negli anni che sono andati dal 1915 al 1918, in particolare il 16 e il 17, questa è stata una zona teatro, diciamo, degli eventi che hanno accompagnato eventi bellici della Prima Guerra Mondiale. Tra le popolazioni confinanti, la popolazione del Comelico, in particolare quella di Sesto San Candido, anche nel periodo bellico c'erano comunque degli scambi, perché le guerre decise, diciamo, dalle nazioni spesso passano sopra gli aspetti, diciamo, di vicinanza, di comunicazione che ci sono tra le persone, tra le genti che confinano, e talvolta, come è capitato anche nel caso tra Sesto e il Comelico, i rapporti sono comunque continuati. I nostri emigranti che andavano verso il Mitteleuropa, la Svizzera e l'Austria, andavano a prendere il treno a San Candido, e questo anche nel periodo bellico, diciamo. Si cerca di rivisitare quei fatti anche alla luce delle collaborazioni e delle nuove possibilità che questi itinerari della Grande Guerra ci consentono di avere. Questi luoghi vanno visitati con il rispetto che richiedono e pertanto appunto sia con il pensiero a chi ha sacrificato anche la propria vita 100 anni fa per la propria nazione, ma anche e soprattutto perché sia un ammonimento oggi per le nuove generazioni, e naturalmente tutti auspichiamo di non rivedere mai quei tempi e quei fatti. Nel 2005 è stata fondata a Sesto l'associazione storica Bellum Aquilarum Onlus.
riconosciuta dalla provincia autonoma di Bolzano, avente lo scopo di trasmettere alle generazioni future un patrimonio di documentazioni e materiali tramite archivi storici e musei, anche all'aperto, come nel caso del Museo all'aperto della Grande Guerra sulla Croda Rossa, sezione Anderteralpe, inserito direttamente negli scenari suggestivi del conflitto. L'Associazione Storica Bellum Aquilarium ha come scopo di recuperare, conservare e valorizzare le testimonianze storiche della Grande Guerra esistenti su queste montagne, dal latino Guerra delle Aquile e una onlus, quindi un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Attraverso la creazione e gestione di musei all'aperto, uno dei quali è l'Anderteralpe, dove adesso ci troviamo. Abbiamo inaugurato il secondo museo all'aperto, si trova a cima di Forcella 11, si tratta di 200 metri di gallerie scavate dagli austro-ungarici. Queste gallerie sono costellate di aperture, usate come feritoie, come cannoniere, naturalmente anche per aereazione dei locali stessi e durante le operazioni di scavo per lo scarico dei materiali. Poi abbiamo ancora una mostra sulla Grande Guerra, si trova a Sesto, nell'edificio delle vecchie scuole elementari, è intitolata Indimenticata, la Grande Guerra sulle Dolomiti di Sesto, 1915-1918. E poi abbiamo ancora un archivio storico dove abbiamo raccolto e raccogliamo tuttora libri, cartoline, fotografie, diari e quant'altro utile allo scopo statutario. Le relazioni si intensificheranno dunque ulteriormente, a tutto vantaggio dei fruitori di questa spettacolare area dolomitica. Non solo quindi per effettuare escursioni e scalate o fermarsi nei tanti rifugi, ma anche per percorrere le trincee, le gallerie e gli arditi sentieri che sono rimasti nella letteratura della Grande Guerra, come la famosa Strada degli Alpini, il Passo della Sentinella o la ferrata Zandonella sulla Croda Rossa. E poi naturalmente per visitare le mostre e i musei dedicati alla Prima Guerra Mondiale, una sorta di turismo consapevole, capace di arricchire ancora di più i frequentatori di queste montagne. La Grande Guerra delle Dolomiti, in particolare la guerra che si svolgeva nelle Dolomiti di Sesto, al giorno d'oggi turisticamente è un grande valore. Le vie, le trincee, ma anche le ferrate che una volta sono state attrezzate dagli alpini o dai Gebirgsjäger che danno la possibilità di accedere su questi bellissimi monti. E al giorno d'oggi si cerca di lavorare sulla storia di questa zona. La collaborazione con i nostri vicini di Padola del Comelico Superiore è diventata molto più stretta e turisticamente si collabora a un'offerta turistica veramente rotonda. Nessuno sente che si trova adesso su un territorio del Belluno o sul territorio altoatesino, cioè praticamente è diventato una unità. Tutti gli itinerari che una volta dividevano i contendenti danno oggi la possibilità di essere seguiti come vie di pace e di unione tra i popoli. È significativo a tal proposito il Sentiero della Pace. Sono percorsi nelle memorie, ricchi di motivazioni di carattere ambientale e di un profondo significato culturale e storico, per riflettere, meditare e da monito contro tutte le guerre.